secondo me. Rieccoci, allora siamo a Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7. Questa sera, come vi ho detto all'inizio, un orario inconsueto perché ovviamente c'è stata prima la partita del Padova, quindi siamo in seconda serata, però in un orario molto seguito dai nostri telespettatori. Stavamo parlando, l'ospite è l'assessore al turismo e alla cultura del Comune di Padova, l'assessore Andrea Colasio. Abbiamo parlato della mostra del Belzoni e l'abbiamo spiegata in maniera anzi l'assessore in maniera molto ampia. Apriranno i battenti, così si dice, sabato a San Gaetano. C'è tutto credo il motivo per andarla a visitare, perché è qualcosa davvero di straordinario e di unico, perché come diceva l'assessore è l'unica mostra di Belzoni in tutto, abbiamo detto, in Italia e in Europa, ma molto probabilmente anche nel mondo. Invece l'altra bella mostra è quella della Fondazione Bano, che si svolgerà a Palazzo Zabbarella e che riguarda gli impressionisti. Sì, diciamo che va riconosciuto alla Fondazione Zabbarella in questi più di 20 anni, sono ormai 22-23 anni, di aver quasi ogni anno organizzato eventi molto colti. La Fondazione si è specializzata innanzitutto nell'Ottocento italiano. Da qualche anno ha iniziato a specializzarsi anche non sull'Ottocento italiano, ma sugli impressionisti. Quest'anno la mostra è particolarmente interessante, nasce da una collaborazione molto proficua tra la Fondazione Zabbarella e una prestigiosa istituzione museale statunitense della Virginia, il Virginia Museum of Fine Arts, il Museo di Belle Arti della Virginia, che nasce grazie, che si rafforza in un suo lato collezionistico, quello legato alla Francia, grazie a due mecenati che si chiamano Rachel e Paul Mellon, che hanno regalato al Museo della Virginia 1800 opere. Di queste 1800 opere una selezione importante, perché una caratteristica di Mellon era questa, dice, io queste opere ero un ricchissimo mecenate, diceva, mi piace tenermele in casa, mi piace guardarle, però mi piace l'idea che le possano vedere tutti. Quindi, come da gran mecenate qual è stato, ha regalato tutte queste opere al museo. Una parte di questa collezione è itinerante, cioè gira per il mondo per promuovere appunto il Virginia Museum. È una parte dei pezzi di Van Gogh. Sono 72 opere che hanno dei tematismi. Ci sono anche i più famosi di Van Gogh? Diciamo che ci sono opere molto importanti, sia di Van Gogh che di Degas che di Monet, ma diciamo che la bellezza è il tematismo. Tenete conto che Mellon amava i cavalli. Mellon amava i cavalli e conseguentemente cosa ha fatto? Ha portato in mostra delle opere legate appunto ai cavalli, non solo, amava moltissimo, la moglie invece era un'esperta botanica, e quindi troverete molte opere legate alla botanica, ai fiori. Ecco, dopodiché diciamo che la mostra ci porta dentro un periodo importante che va dal romanticismo fino al secondo decennio del Novecento, naturalmente con un focus sui principali artisti. Ci sono opere veramente eccezionali e il valore di questa mostra è che ci racconta la cultura del collezionismo. Cioè, diciamo, non è una mostra monografica. La scelta che la Fondazione Bano ha fatto in questi ultimi anni è quella di valorizzare le singole collezioni. È il terzo episodio di una trama narrativa, ecco lì, è un calco in bronzo di Degas, della famosa ballerina di Degas, che ebbe un effetto, questo ovviamente è Van Gogh, un effetto scioccante, perché rompeva una certa immagine dell'iconografia della scultura. Addirittura fu scioccante, fu veramente scioccante. Certo, poi la cosa bella, come diceva lei, assessore, che ci sono 70 pezzi, quindi uno può visitarli con tranquillità, con calma, senza la pressione, perché se io sono stato ad Amsterdam a vedere la mostra di Van Gogh, lì davvero entri e non esci più, insomma, esatto, ha già capito il carnaio. No, io direi che... Addirittura hanno messo la musica, cioè la mostra con la musica all'interno, ormai sono proprio i gruppi pop che cantano all'interno. Sì, quindi questo ammazza
ammazza un po' la poesia. Cioè diciamo che la cifra narrativa delle mostre di Palazzo Zabarella è la grande raffinatezza culturale. Diciamo, è completamente diversa da Belzoni, è un altro mondo, ma sicuramente la collaborazione che abbiamo instaurato con il presidente Bano, con Federico Bano, abbiamo creato una cobigliettazione. Chi ha il biglietto della mostra di Belzoni avrà uno sconto alla mostra di Degas e di Monet, viceversa e viceversa. Quindi la nostra idea qual è stata? È quella di creare in simultanea, perché una mostra viene inaugurata il 24, una il 25 il giorno dopo, cioè diciamo che in questo momento nessuna città nel nord-est può vantare un'offerta di mostre di questa qualità. Beh, lei ne è il protagonista, bisogna riconoscerlo, Assessor Colasio. Va bene, detto questo, allora mi raccomando, andate a vedere queste due grandi mostre che sono arrivate a Padova e meritano sicuramente molta attenzione da parte dei padovani, ma anche e non solo, anche dei veneti e anche di tutti gli italiani, perché so che ci sarà una partecipazione anche e non solo dei veneti a queste due mostre. Detto questo, ritorniamo un attimo indietro. Perché torniamo un attimo indietro? Perché un anno e mezzo fa, più o meno, non vorrei sbagliare, c'è stata in Aula Magna la presentazione dell'Urbs Picta, non vorrei sbagliarla a nominarla, per farla entrare ovviamente tramite l'UNESCO nelle cose più meravigliose del mondo. Lei sa tutto in maniera vibrante perché ciò accada, speriamo, ci auguriamo che succeda, anzi sicuramente succederà. Io però le ripropongo il filmato che abbiamo proposto un anno e mezzo fa in quella trasmissione che abbiamo fatto in Aula Magna, perché davvero è un filmato, dal mio modesto punto di vista, fatto dal nostro giornalista Maurizio Colombo, molto bello, valorizzato perché è stato molto visto. Lo riproponiamo perché poi ne parleremo con l'assessore Andrea Colasio. Andiamo a vederlo. 8 siti, ma un'unica grande visione artistica. La città di Padova si candida nella World Heritage List, lista del patrimonio mondiale UNESCO, con una rete di monumenti che interessa l'intero centro storico cittadino, custode di preziosi cicli pittorici del Trecento carrarese. 8 luoghi di profonda bellezza, ma anche di avanguardia artistica, che a partire dalla lezione di Giotto alla Cappella degli Scrovegni si è irradiata in tutta la città durante un secolo di particolare splendore per il capoluogo. È la Urbs Picta, la città dipinta, un esempio unico di compenetrazione fra esigenze dei committenti e raffinatezza pittorica. Nulla nasce dal caso. Nel XIV secolo Padova è un libero comune governato dalla famiglia dei Carraresi, una città ricca e dinamica in cui vige la competizione commerciale ma anche l'erudizione, grazie alla sua influente università. In questo contesto favorevole l'arte è libera di fiorire ed è Giotto, che giunge a Padova nel 302 come maestro di grande fama, a dare vita alla prima e più grande opera del sistema, la Cappella degli Scrovegni, un capolavoro di stile ed organicità che raccoglie sotto la volta di una cappella privata le storie della vita di Cristo e della Vergine, come mai era stato fatto prima, con una sperimentazione figurativa senza pari, che passa dalla narrazione sulle pareti al grande giudizio universale, punto di riferimento per gli artisti successivi. È sempre Giotto, qualche anno più tardi, ad affrescare gli interni di Palazzo della Ragione, il più vasto salone pensile d'Europa. Un grave incendio del 1420 danneggiò gran parte dell'opera del maestro, ma una fascia di decorazioni a tema astrologico è ancora oggi ammirabile. La lezione del maestro ebbe una grande ricaduta in primis su Guariento di Arpo, artista originario di Piove di Sacco, chiamato ad affrescare l'abside della chiesa degli Eremitani, dove ancora oggi, nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, si può apprezzare la raffinatezza del suo intervento. Guariento venne tanto apprezzato da ricevere l'incarico di decorare la cappella della Reggia Carrarese. Di questo luogo, oggi sede dell'Accademia Galileiana, rimane poco, ma la parete superstite dimostra come Guariento abbia fatto proprio la tecnica di Giotto, non rinunciando però ad una personalissima interpretazione dello spazio narrativo, in cui la plasticità inventata dal maestro si fonde con tratti bizantineggianti. È forse giusto da Menaboia ad assimilare maggiormente la forza figurativa del maestro, dandone prova presso il battistero della cattedrale. Qui il suo genio artistico è libero di esprimersi al meglio, dando origine ad una raffigurazione del paradiso che nulla ha da invidiare ai capolavori giotteschi. La capacità di Giusto è tale che viene chiamato anche presso la Basilica del Santo, dove si dedica alla cappella
cappella del beato Luca Belludi, discepolo di Sant'Antonio. Qui rappresenta con raffinatezza e precisione anche una veduta della Padova medievale, un gesto artistico diventato oggi pure un documento storico. Non finisce qui. La basilica custodisce infatti l'opera di altri due illustri pittori dell'epoca, Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi, i quali collaborarono alla decorazione della cappella San Giacomo, incredibile opera a quattro mani che mescola stili e soluzioni personali in un tutt'uno armonico. E proprio Altichiero a concludere lo straordinario Trecento patavino con la decorazione dell'oratorio di San Giorgio a lato della basilica, dando origine ad un'opera che dialoga per forza espressiva e soluzioni spaziali con la cappella degli Scrovegni e fornisce un modello per l'allievo Jacopo da Verona che nei medesimi anni affresca l'oratorio di San Michele, piccolo luogo di culto non distante dalla Specola, da poco restituito al suo delicato splendore. Un ecosistema artistico racchiuso interamente nel centro storico, generato in un unico secolo, il Trecento carrarese, che per valori figurativi, storici e culturali può ambire al riconoscimento di patrimonio mondiale UNESCO per diventare davvero preziosa eredità di tutti i popoli. Molto bene. Mica male. No, fatto proprio bene. È vero, abbiamo mandato in onda quella ricordo. alla presentazione che c'erano tutti i rappresentanti dell'UNESCO e ovviamente tutte le autorità per quanto riguarda la grande cultura. Vi aggiorno se volete. Ci aggiorna sicuramente, gli ho fatto vedere, ci Diciamo- deve aggiornare per quanto riguarda quello. Però io nel vedere le immagini di Padova è un'emozione unica. Sì, il dramma qual è stato? Che noi per tantissimi anni non abbiamo considerato questi luoghi come facenti parte di un disegno unitario. La cosa ridicola è che nel 1424, quindi pochi anni dopo la caduta della signoria carrarese nel 1405, un importante intellettuale di origine padovana ma trapiantatosi a Firenze, a Ferrara, Michele Savonarola, scrive un bellissimo libellus de magnificis ornamenti civis Padue, della città di Padova, e dice una cosa incredibile. Guardate, dice che Padova è meta di pellegrinaggio, non religioso, ma artistico. Dice, è decenni e decenni che vengono da tutta Europa per scoprire come si fa l'arte. E vengono a vedere Giotto, Guariento, Avanzo, e lui lo scrive e dice, addirittura usa un termine bellissimo, picturie studium, che potremmo tradurlo che Padova è una università della pittura. Se vuoi imparare l'arte del dipingere in modo moderno, devi venire a Padova. Questo perché prima con Giotto, poi con Altichiero, cioè Padova aveva raggiunto veramente dei livelli altissimi, aveva prefigurato il Rinascimento, innovato il colore, l'azione, il movimento, la prospettiva, l'idea della narrazione. Quello è un capolavoro di Jacopo Avanzo che anticipa Pisanello, quei cavalli che cadono sono un capolavoro assoluto. E quindi lui dice bisognava cogliere questa suggestione e capire che questi luoghi andavano rappresentati unitariamente. Questo è il progetto della Urbs Picta, mettere in rete questi luoghi come facenti parte di un unico clima culturale e politico che è segnato chiaramente dalla signoria carrarese. Ecco, quella per esempio è l'oratorio di San Giorgio, dove vedete inginocchiati tutti gli esponenti della famiglia Lupi di Soragna. Esempio, chi erano i Lupi di Soragna? È una famiglia potentissima, scappata da Soragna, che è il loro feudo dopo l'arrivo dei Visconti, quindi esiliati in quel di Padova, avevano rapporti familiari, ma erano importanti diplomatici e soldati molto validi, comandarono più volte le truppe carraresi e anche quelle fiorentino, eccoli là, al servizio del signore Francesco il Vecchio. Erano tutti soldati, conseguentemente tutti i luoghi che noi abbiamo raccontato, che voi avete meravigliosamente raccontato poco fa, sono legati a cappelle funerarie, perché Padova per tutto il Trecento è perennemente in guerra contro Verona, contro Venezia, contro Milano, e quindi molti dei grandi protagonisti di queste guerre morivano o in battaglia o per le ferite riportate. Quindi era una guerra tra di loro, una sana competizione a chi
chi realizzava la cappella funeraria più importante. Fino a Buzzaccarini fa la cappella nel Battistero del Duomo, chiama Giusto e fa il mausoleo della famiglia Carrarese, ma lo fa perché Lupi di Soragna ha fatto il suo, Bonifacio Lupi di Soragna ha fatto quel capolavoro assoluto dentro il santo che è la cappella di San Giacomo. Il cugino Raimondino ha voluto addirittura emulare la cappella degli Scrovegni. Se voi andate davanti al santo, guardate l'oratorio di San Giorgio, è speculare alla cappella, è una scelta anche architettonica e l'interno ricorda la cappella degli Scrovegni con le scatole narrative. E qui c'è una continua emulazione e un dialogo costante con la cappella degli Scrovegni. Quindi i grandi committenti, la famiglia Carraresi, Lupi di Soragna, la famiglia Conti, la famiglia Traversieri, chiamavano a Padova i più grandi pittori del tempo per rappresentarsi e legittimare il loro ruolo, il loro status. Questo è il Trecento padovano, perché Padova nel Trecento cos'era? Era più grande di Londra, era una città importantissima, era una capitale europea della cultura, politica e militare, e quindi era un piccolo Stato in assoluto che di fatto si rappresentava e si legittimava attraverso i più grandi artisti. Certo. E noi siamo eredi di questa storia. Adesso finalmente è venuto l'ispettore UNESCO, dopo che voi avete fatto quel... Mi sta aggiornando quindi. Assolutamente aggiorno anche chi ci sta ascoltando. L'ispettore UNESCO è venuto, è rimasto molto colpito favorevolmente dello stato di conservazione e della politica di valorizzazione che il Comune, la Diocesi, l'Accademia Galileiana, tutti i vari soggetti che gestiscono questi 8 magnifici luoghi della nostra città, che messi in rete rappresentano appunto, come avete detto voi, la Urbs Picta, la città dipinta, la città dell'affresco. Un'ultima cosa, già nel 1398, un contemporaneo, era pittore di corte di Francesco Novello, scrisse un libro fondamentale, il Libro dell'Arte. È il solo pittore che scrive. E sapete cosa scrive? Dice una cosa molto bella, dice, e inventa il mito di Giotto, dice Giotto tradusse l'arte di greco in latino e ridusse al moderno, cioè ha lasciato alle sue spalle la cultura iconografica bizantina, ha umanizzato, laicizzato la pittura e tutti gli altri grandi pittori, Guariento, Giusto, Altichiero, Jacopo Avanzi, Jacopo da Verona, imparano dall'esperienza giottesca e affrescano con la tecnica appunto di Giotto dell'affresco questi luoghi in modo assolutamente innovativo. Insomma, è una cosa che vale la pena di venire a Padova per scoprirlo. Per vederla. Tra l'altro, ha detto greco-latino, pensi la prossima settimana verrà inaugurata proprio una scuola di greco-latino, dunque qui a Padova, quindi ha proprio detto quello che accadrà tra poco. Senta, prima della pubblicità, le faccio una domanda, una curiosità che non c'entra nulla ovviamente con quello che stiamo parlando, però lei parla di Padova, sembra che abbia vissuto tutte le vite di Padova, perché ne parla talmente da profondo conoscitore che sembra di vederla. Padova era una città circondata da acqua. Le dispiace che abbiano chiuso tutta quell'acqua? È stata una follia del sindaco Crescente, ma era il tempo in cui si immaginava che i Navigli rappresentassero non un freno allo sviluppo urbanistico, alla mobilità delle vetture, quindi abbiamo interrato i Navigli. Io penso che riaprirei tutto. Anch'io, ci passa sopra il tram, quindi è difficile e improbabile, ma è stata una scelta che ha tolto l'anima. Padova storicamente era città d'acque. Pensatevi che Shakespeare nella Bisbetica Domata e anche nel Mercante di Venezia la tratteggia come un porto e parla del portello, quindi Padova era sempre percepita come il porto nell'entroterra di Venezia. Certo. Pensate al Burchiello che nel 1500 e nel 1600 faceva il servizio di trasporto pubblico, lo dice Shakespeare, tra Padova e Venezia. Cioè, il dramma è che noi, immaginando che la modernità fossero le macchine, nella fine degli anni 50 abbiamo interrato
la bellezza della Sono nostra d'accordo, città. se gli ho fatto questa domanda perché nel vedere No, le no, foto ma- di una Padova di una volta e poi le ho raccontato prima, nel raccontare la Basilica del Santo, e vedere che l'hanno costruita arrivando proprio via acqua con un porticciolo che avevano costruito Certo. vicino alla Basilica, proprio a fianco della Basilica, allora era molto più ampio, oggi lo chiamo un fossum maleducatamente, però era un canale e lì arrivavano da battaglie, arrivavano i battelli con il legname per poter costruire il santo. Immagino quella Padova era davvero qualcosa di straordinario che purtroppo non c'è più. No, È peccato. perduta per succede così. sempre. Perduta per sempre, è proprio vero. Noi andiamo in pubblicità, poi avremo da chiedere tante altre cose all'assessore al turismo e alla cultura del Comune di Padova, Andrea Collaggio. Tra poco.